in pista questa sera polisportiva Pico Mirandola e hockey Montecchio Calzino. Per l'hockey Pico con il numero 1 Luppi Federico, con il numero 7 Moschetti Daniele, con il numero 6 capitano Siberiani Vincenzo, con il numero 10 De Tommaso Filippo, con il numero 44 Paltrinieri Federico, con il numero 4 Gianotti Tommaso, con il numero 21 Santoro Andrea, con il numero 72 Potenza Luca, allenatore Ialazzi Yuri. Per l'hockey Montecchio Calzino con il numero 26 Zaffi Marco, con il numero 5 capitano Giuliani Franco, con il numero 7 Chiera Filippo, con il numero 8 Carini Davide, con il numero 9 Pozzo Nicola, con il numero 22 Calvo Manuel, con il numero 23 Tommaso Riccardo, con il numero 44 della Valle Michele, con il numero 73 della Valle Andrea, con il numero 10 Pozzato Riccardo, allenatore Celestar Martini. Dirigono l'incontro i signori Chivinazzo e Pavano.
dell'hockey, con le scuse per 4 minuti di ritardo, però con l'audio e con il video siamo qui per commentare questa gara di campionato di A2 tra Montecchio Precalcino e Pico Mirandola Hockey. Come avete già avuto modo di vedere, intanto un saluto anche agli amici emiliani che ci stanno ascoltando. Montecchio è passato in vantaggio dopo 3 minuti e mezzo dall'inizio del match con il gol di Nahuel Calvo. Diamo anche una veloce lettura, diamo anche con due gol, il primo con il gol di Andrea Della Valle, il secondo con il rigore appunto di Nahuel Calvo. Diamo anche una veloce lettura ai 5 di movimento che hanno iniziato questa sfida. Allora, i padroni di casa del Montecchio Precalcino, che schierano tra i pali Riccardo Pozzato, che ha preso il posto di Marco Zanfi, poi Franco Giuliani, Davide Zanini, Nahuel Calvo e poi Andrea Della Valle. Questi ultimi due, appunto, come ricordato poc'anzi, hanno aperto le danze in questa partita che vede già i padroni di casa in vantaggio per 2-0. Rispondono quelli in giallo-blu dell'Hockey Pico Mirandola, con tra i pali Federico Lupi, Tommaso Giannotti con il numero 4, poi Vincenzo Siberiani, grandissima esperienza, per il numero 6 capitano, poi Daniele Moschetti e Filippo De Tommaso, chiaramente Martin Hinestar, coach di Montecchio. Dall'altra parte Yuri Ielacci, correggese doc, che quest'anno ovviamente, come tutta la squadra di Pico, sta trovando veramente grande difficoltà in questo campionato di A2. Ferma ancora al palo la formazione giallo-blu di Pico, veramente un approccio alla A2 veramente difficile. Dopo 11 partite ancora a 0 punti. Montecchio Precalcino, che è attualmente al quinto posto della classifica con 14 punti in 11 partite. Chiaramente stati d'animo totalmente differenti. Montecchio arriva da due risultati diametralmente opposti, maturati in trasferta, con 15 giorni fa quella sorprendente vittoria per 5-1 sull'Hockey Seregno, con quei 5 gol, con una scala reale da parte di Nahuel Calvo, mentre lo scorso 16 febbraio la banda di Martin Hinestar si è fermata al Pala Dorando Pietri contro il Correggio, che si è imposto per 7-2. Allora, io direi a questo punto, dopo aver ricordato che c'è anche il signor Damiano Chiminazzo che dirige l'incontro, direi di partire con la fredda cronaca. Quindi attenzione, fallo di squadra, adesso è il terzo fallo di squadra fischiato alla formazione dell'Hockey Pico. Sulla pallina Davide Zanini e Andrea Della Valle. Ora il numero 8 di Preara trova bene Nahuel Calvo, combinano i due, all'indietro per Franco Giuliani, e il 5 carica da casa sua. C'è la stecca di Giannotti che sporca la pallina, finisce fuori. Si dovrà ripartire da quel punto lì con la formazione sempre in bianco-verde in controllo delle operazioni, stabilmente in attacco. Però la sirena dei 45 secondi non serve, perché nel frattempo la pallina è finita nella disponibilità di Pico. Era con Giannotti davanti, il numero 4 ha il suo bel da fare con Davide Zanini, che commette fallo, quindi primo fallo di squadra per i padroni di casa. De Tommaso, il 10 ora per Tommaso Giannotti. Diamo anche qualche numero al riguardo, con il primo gol della partita segnato da Andrea Della Valle. Con questo fanno esattamente 9 centri in 11 presenze per Andrea. In Coppa Italia per lui 11 centri in 10 partite, quindi una media spaventosa, insomma quasi
un gol a partita per il numero 73 oggi, eccolo lì che ha appena servito Franco Giuliani, Nahuel Calvo. Il 22 di San Juan, ex Estudiantil, impatto devastante anche per Nahuel Calvo, che sta segnando veramente, veramente tanto. Siamo arrivati a 19 centri, anzi 20 centri in 11 partite, quindi quasi una media di 2 gol a match. Devastante veramente l'impatto di Nahuel Calvo, velocissimo. Allora attenzione, finisce a terra Davide Zanini, Moschetti su di lui. Il numero 7 di Pico non ha badato per il sottile. Daniele Moschetti, lui in classe 87, l'unico gol che ha segnato in questo campionato è stato proprio l'esordio contro Breganze tra le mura domestiche. Attenzione, da casa sua Franco Giuliani, da poco prima della metà pista lascia partire un tiro chirurgico che fa accendere il numero 3 dalla parte di Montecchio per quanto riguarda i gol. Quindi Montecchio sta già mettendo in ghiaccio la partita quando se ne sono andati esattamente ora i primi 8 di gara. Quindi Montecchio conferma quanto di buono abbiamo visto proprio in questo campionato. Anche lo stesso Martinez ha detto che insomma, la Coppa Italia è servita per rodare dei meccanismi, insomma innesti importanti in casa Montecchio. Primo anno senza Andrea Zanini, immigrato a Tiene, ma dall'altra Andrea Della Valle, Marco Zanfi, ora Nahuel Calvo. Insomma una squadra, una rivoluzione gentile che sta dando i suoi frutti, soprattutto la guida tecnica con Martin Hinestar, che forte delle sue convinzioni tattiche dell'hockey sta veramente dando un gioco, un'anima a questa squadra che l'anno scorso, insomma ricordo, ha patito pesantemente l'assenza di un vero e proprio uomo d'aria, e ora sembra che questi problemi siano risolti grazie a quel ragazzo lì con il numero 22 che adesso ha appena preso la pallina, che è Nahuel Calvo. Impatto devastante appunto del 22 di San Juan su questo campionato di A2, un campionato di A2 che vede comunque altre sfide in contemporanea, con Scandiano e Seregno che sono ancora sullo 0-0. Dall'altra parte Trissino e Correggio si stanno sfidando al Paladante. Allora, attenzione con la combinazione Calvo Dalla Valle, e poi Breganze che sta giocando alla Palaferrarin ed è sullo stesso punteggio di Montecchio, 3-0 sul Valdagno. Quindi anche la capolista sta mettendo veramente, sta facendo il vuoto, campionato quasi a sé per Breganze, anche se quest'anno a differenza insomma degli altri anni ci saranno i playoff per la promozione. 4 saranno le squadre che si sfideranno. Allora Franco Giuliani tenta la deviazione, Nicola Pozzo nel frattempo è entrato, riparte De Tommaso, bello il gioco e super gol da parte di Filippo De Tommaso con un'azione incredibile veramente. Filippo ha messo a referto il suo quarto gol in 11 convocazioni. Possiamo anche apprezzare, appunto abbiamo appena apprezzato il gesto tecnico da parte del numero 10 mirandolese. Allora, da Michele Della Valle per Franco Giuliani, ora per Nicola Pozzo. Nel frattempo è entrato anche Riccardo Toniazzo, quindi zio Franco con altri 3 baldi giovani. Dico zio appunto perché Franco Giuliani sostanzialmente giocatore di grandissima esperienza. Per lui sono 32 candeline quest'anno, di gran lunga il più anziano qui attualmente in pista. Poi dall'altra parte c'è comunque un carico da 11 come Vincenzo Siberiani, che è addirittura un classe 87, quindi 38 anni per il giocatore di Pico. Riccardo Toniazzo
sempre il 23 per Franco Giuliani. Franco bene all'indietro, sempre per Riccardo. Partita ottimi ritmi, tiro di Riccardo, stecca di De Tommaso, la pallina finisce fuori. Il signor Chiminazzo dice che bisogna ripartire da quel punto lì, con Montecchio sempre comodamente in possesso di pallina. Franco Giuliani e il 5-8 entra una botta, prende palo e visiera da parte di Federico Luppi. Federico che, insomma, vista anche personalmente, partita di Pico, forse la miglior partita di Pico, almeno nella prima frazione di gioco, è stata appunto quella giocata al Palalido a Valdagno 15 giorni fa, con un Pico che è riuscito ad inchiodare la formazione di Dario Rigo per tutto il primo tempo sullo 0-0, poi addirittura 1-1 con 2 rigori, e quindi una formazione che probabilmente, anche per una poca esperienza, ma anche con una panchina limitata dal punto di vista numerico e chiaramente anche di esperienza, cede alla lunga. Per ora vediamo, riparte Montecchio, Riccardo Toniazzo, la stecca di Paltrinieri lo interrompe, De Tommaso per Giannotti, ancora Montecchio in avanti, Riccardo Toniazzo, si accavalla su di lui anche Nicola Pozzo, preferisce il 23 ripiegare per Michele Della Valle. Sempre ottima idea quella di passarla a quel signore lì con la maglietta numero 5. Dalla retrovia Nicola Pozzo, Riccardo Toniazzo, il tempo scorre veloce, ora mancano 12 minuti e 10 secondi alla fine del primo tempo. Franco Giuliani tenta un pertugio clamoroso, la pallina arriva in qualche modo nella stecca di Nicola Pozzo, che è stato anche l'ultimo a toccare la pallina, quindi si dovrà ripartire con la rimessa da lì con Santoro che è ancora fermo a quota 0 gol. Mamma mia, azione molto buona questa da parte di Pico con Paltrinieri che giro, tiro, la pallina finisce non tanto distante dal palo di destra di Pozzato. E altro gol clamoroso da parte di Montecchio. Ora possiamo anche rivedere, grazie al replay di Davide Meneghello e alle immagini di Carlo Della Valle, che non ho neanche salutato prima, lo vediamo anche lì Della Valle, ecco lì, lascia partire un tir per la seconda volta. Nel giro di qualche minuto Luppi viene perforato proprio con quella tipologia di azione. Del resto anche in occasione della partita di Valdagno, l'intervista insomma di post gara, sì, alcuni giocatori ci hanno detto appunto sapevamo che Pico difende sempre molto bassa, quindi è proprio una tecnica quella di riuscire a tirare già subito dopo la metà pista. In questo modo si crea anche una densità lì davanti l'area, e o il tiro va dentro in prima battuta, come è successo adesso con le riprese di Davide Meneghello. Apprezziamo il gesto tecnico di Franco Giuliani, o magari grazie ad una deviazione da parte di qualcuno. Fatto sta che Montecchio ripristina i 3 punti di vantaggio su Pico, quindi 4-1, time out chiamato da parte del Montecchio, già finiti i 60. Si riparte con De Tommaso che sgasa e circunnaviga i pali di Pozzato. De Tommaso in qualche modo dietro per Giannotti. Ora Paltrinieri, Santoro, il 21 sempre per De Tommaso, anche De Tommaso sicuramente grande esperienza per lui, in classe 93, per lui insomma quest'anno in campionato 3 gol. Ora non se le mandano a dire Toniazzo e Giannotti, per il direttore di gara dice che la pallina va rimessa in quel punto lì. Michele Della Valle per Riccardo Toniazzo, in avanti il 23, bene per Nicola Pozzo, ottima azione da parte di Montecchio, ferma tutto la difesa di Pico,
riparte De Tommaso per Santoro, il 21 per il 44, ancora Santoro, Paltrinieri, ancora Giannotti, si fa sentire coach Ialaci, in qualche modo Franco Giuliani, stop and go per lui, però non basta questo scatto da parte del 5 del San Juan. Il signor Chiminazzo dice che sono già passati 10 secondi e quindi ha fischiato un fallo antisportivo. De Tommaso, autostrada per lui su quella fascia lì, però il tiro si infrange nella rete posteriore della porta di Pozzato, in bello stile Michele Della Valle. Bene per Riccardo Tognazzo, allora anche il 23 sta trovando minuti importanti, sempre Franco Giuliani per Michele Della Valle, ora Nicola Pozzo, gioco ad elastico da parte di Montecchio, che non ha tutta la fretta del mondo di concludere a rete. Il punteggio dice 4-1 per Montecchio quando mancano 270 minuti circa, 260 secondi circa alla fine del primo tempo. Finisce a terra Riccardo Tognazzo, però riparte di gran carriera Michele Della Valle. In avanti Michele, due maglie mirandolesi su di lui, Giannotti il più bravo, tenta il tiro però con il bastone Franco Giuliani lo stoppa, fa ripartire Riccardo Tognazzo, non controlla bene la pallina e finisce all'esterno. Ialaci chiama il time out e allora ci fermiamo anche noi per 2 secondi. Riprendiamo in diretta dal Palavaccari con time out terminato. Allora vediamo anche una diversa copertura del campo da parte di Pico, probabilmente spronato dalle parole di Yuri Ialaci. Pippo Tiella è entrato in pista anche lui al posto di Franco Giuliani, quindi proprio se non sbaglio proprio l'Under 23 di Montecchio a gran completo, con Pippo Tiella che passa per Nicola Pozzo, il 9 e in mezzo per Tiella che però non riesce ad arrivare sulla pallina. C'erano due stecche mirandolesi prima di lui. Allora Pippo all'indietro per Michele Della Valle, Pozzo, grande movimento da parte dei due lì davanti, Tognazzo e Tiella. Vediamo se serve in qualche modo, sì, Pozzo, Riccardo Tognazzo, però più bravo di tutti De Tommaso in avanti. Il 10 scalda il guantone sinistro di Pozzato, ancora Filippo De Tommaso all'indietro per Santoro, Giannotti, pallina che finisce nel multiverso e poi plana nuovamente dietro le reti di contenimento. Si dovrà ripartire con una rimessa per Pico, da lì sulla pallina Paltrinieri e De Tommaso. E allora Giannotti, sandwich su Tognazzo, riparte Montecchio, bene, lo vede
Nicola Pozzo, sempre Riccardo, Paltrinieri su di lui, senza complimenti, sgomita il 44, ingaggia un duello con il 23, riprende la pallina Michele Dalla Valle, di nuovo per Pozzo ancora Dalla Valle, si accentra Michele, vediamo se tenta il bis con quel gol che aveva portato sul 3-0 Montecchio, del 4-0 Montecchio. di Franco Giuliani, il 4-1 di Michele Dalla Valle, quindi mi autoricorreggo. De Tommaso pratica calma, sulle sue tracce Pippo Tiella, bypassa il problema passando a Giannotti, di nuovo De Tommaso, no look davanti per Paltrinieri, lascia la pallina sempre al DS. E allora Filippo De Tommaso in bello stile, non ha trovato il momento giusto per il tiro, per ora con una piccadigna dal nulla De Tommaso, gran gol da parte di Filippo De Tommaso, che con questo mette a referto il suo secondo gol di giornata, è il secondo gol anche per Pico in questo incontro, ma soprattutto porta a 5 le sue marcature in questa A2. Altri 2 gol li aveva segnati in Coppa Italia contro Seregno e contro Scandiano. Allora Michele Dalla Valle, vediamo se Montecchio vuole in qualche modo ripristinare le 3 lunghezze di vantaggio. Ancora 30 secondi utili per concludere l'azione di gioco per la formazione di Martin Finestar. Michele Dalla Valle in avanti, all'indietro per Nicola Pozzo. Ottimo giro pallina da parte della formazione bianco-verde, ci prova anche Toniato, vuole iscriversi anche lui al club dei marcatori con i tiri da fuori dopo Giuliani e appunto Michele Dalla Valle qualche minuto fa. Nicola Pozzo sgasa in avanti il 9, finisce lì, attenzione in mezzo nel traffico Tiella contro Giannotti. Si resetta l'azione, attenzione 20 secondi per concludere da parte di Toniazzo, non ci pensa 2 volte, il 23 tira, para bene Luppi, e allora riparte De Tommaso, sicuramente quello più in palla tra i suoi, e non solo per i 2 gol ma anche proprio come visione di gioco. Nel frattempo Siberiani ancora in panchina, riparte Dalla Valle Michele. Per Toniazzo, il 23, bello il tiro sul primo palo, però ci pensa Luppi, e ora con qualche problemino però Montecchio si riporta in avanti, pallina messa lì davanti, non accetta l'invito Tiella, però quelli di Pico dicono che c'è stato un gioco scorretto da parte di Dalla Valle, non era dello stesso avviso il signor Chiminazzo, però la pallina di Michele Dalla Valle l'ha lasciata lì, pensavo in un intervento da parte del direttore di gara, però ne ha approfittato ancora Pico per portarsi in avanti, pericolo scampato, di nuovo Tiella, Pippo Tiella su Giannotti. Michele Dalla Valle alza il periscopio, cerca qualche idea, ne trova una facile su Nicola Pozzo. In avanti il 44, controllato dall'altro 44 Paltrinieri che ha la meglio, e allora riparte Paltrinieri, lascia partire una bomba Nicola Pozzo, frangiflutti con qualche smorfia di dolore, riesce a interrompere il tiro. Riccardo Toniazzo, e allora sempre l'Under 23 di Montecchio a manovrare. Sono tutti giocatori giovanissimi anche dalla parte di Pico, per la verità, a parte appunto De Tommaso e Siberiani, che sono veramente giocatori molto esperti, per loro anche esperienze in A2. De Tommaso chiama a raccolta i suoi, Paltrinieri, taglio troppo in ritardo del 44, deve ripartire da zero
il 10, allora Giannotti, tiro alto, pallina però di Montecchio, non ha ravvisato nessuna deviazione il signor Chiminazzo. Pozzato per Toniazzo, Toniazzo per Dalla Valle da solo, De Tommaso su di lui, rimessa sarà Montechiese. Mancano 169 secondi alla fine del primo tempo. Partita per il momento facile, anche se Pico, dopo aver subito il colpo del 3-0, in qualche modo ha reagito, è andata vicina anche al gol del 4-3, ma Calvo, Giuliani ed Andrea Dalla Valle sono ancora comodamente in panchina. Qualcosa mi lascia pensare che coach Inestar vuole terminare il primo tempo con questi 4 di movimento. Nel frattempo, quinto fallo di squadra per Pico. Tiella per Toniazzo. Vediamo se c'è il taglio di qualcuno, così non è. Insomma. Ripeto, non ha tutta la fretta del mondo Montecchio. Una partita che ha 2 chiavi di lettura totalmente diverse. Ovviamente Pico, per l'orgoglio, vuole togliere dalla casella dei punti lo 0. Montecchio per continuare a cullare quel sogno che si chiamano playoff. A inizio stagione sempre tanta calma predicata da coach Inestar, non si sbottonava sulle reali ambizioni da parte della sua squadra, doveva conoscere l'ambiente, doveva sistemare qualcosina. Montecchio che sta confermando le ottime prestazioni finora sviluppate in questo campionato di A2 con Montecchio che, insomma, lo ricordo, è riuscita a, seppur di misura, insomma, ha perso 3-2 in casa con il Correggio, poi un 5-0 sempre con il Pico però a Mirandola, poi un 1-1 prestigioso contro la Breganza e capolista, e poi insomma vittorie convincenti con l'Amatori Modena, con il Diadema Roller di Bassano all'area Caneva, pista su cui è sempre difficile imporsi. Insomma, chiedere a Tiene il risultato di 4 giorni fa. Era Pippo Tiella, Riccardo Toniazzo, tra 2 stecche bene, però non è riuscito a trovare il tiro giusto, però il dribbling era quello giusto. Giannotti, bene Pozzato, attenzione del Tommaso, va vicino tanto così al gol del 3 per Pico, veramente pallina con un colpo da biliardo, è finita veramente 5 centimetri, forse anche 4, alla destra di Pozzato. Avete sentito una sirena, è quella che determina la fine di questo primo tempo. Le squadre vanno negli spogliatoi a riposo con il punteggio di 4 per i locali e 2 per gli ospiti. Diamo anche un outlook sulle altre sfide. Seregno è passato in vantaggio con lo Scandiano, mentre la partita tra Trissino e Correggio è sull'1-1, e accorcia le distanze il Valdagno a Breganza e ora conduce sempre la formazione rossonera, però per 3-1. Per il momento è tutto da Nicola Maragni, ci aggiorniamo fra 9 minuti e 20 secondi esatti. Il momento giusto per il tiro per ora con una picca giusto. Giannotti, bene Pozzato, attenzione del Tommaso.
Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it. We all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it.
Ritorniamo in diretta qui dal Pale Vaccari, le squadre sono ritornate in pista, punteggio 4-2 per Montecchio, in virtù dei gol segnati da Andrea Dalla Valle, Nahuel Calvo, Franco Giuliani e Michele Dalla Valle, intervallati dalle due reti di Filippo De Tommaso. Vediamo ora se Pico riuscirà a riportarsi sotto, è andato vicino tanto così dal gol del 4-3 sempre con De Tommaso, però 10 secondi sono già passati, la pallina andrà nella disponibilità di Montecchio. Il signor Chiminazzo dice che va rimessa da quel punto lì, dove c'è proprio lì Franco Giuliani, ecco lì. Vediamo anche i 4 di movimento, i portieri sono gli stessi, con Luppi tra i pali, poi Giannotti, Patrinieri, De Tommaso e Santoro per Pico. Dall'altra parte Pozzato in porta, poi Giuliani, Nahuel Calvo, Davide Zanini e Andrea Dalla Valle, quindi ritorna con il quartetto titolare, possiamo chiamarlo così. Martin Hinestar ha lasciato i giovanotti a disposizione scatenarsi negli ultimi 5 del primo tempo, quando il risultato era già abbastanza acquisito. Poi probabilmente il mister argentino ha ritenuto opportuno ripieggiare sull'acceleratore. Pico si è riportata sotto e quindi De Tommaso in buca d'angolo, accompagnato all'uscita da Davide Zanini, lo aiuta anche Franco Giuliani, azione del 5. Si riparte con il contropiede di Montecchio, bella la combinazione tra Dalla Valle e Nahuel Calvo, finiscono a terra in 2, probabilmente sarà stato fischiato il fallo ai danni proprio del 22 argentino. Questo fischio coincide con il fallo numero 6 a carico di Pico e quindi Dalla Valle, Andrea e Nahuel Calvo sulla pallina. Nahuel è già pronto con la stecca a mezza altezza, pronto per tirare. Dietro di lui Patrinielli lo disturba un pochino, però con un'azione clamorosa da parte di Nahuel Calvo. Prima prende un palo, la pallina gli ritorna, se la alza, va vicino ancora tanto così al gol del 5-2. Confusione nel traffico lì davanti. De Tommaso per Paltrinieri, esita un attimino, perde un tempo di gioco. Osso duro su di lui Franco Giuliani, aiutato anche da un altro mastino, Davide Zanini. Sempre i due su De Tommaso, pallina montechiese. Zanini con no look per Nahuel Calvo, la pallina resta lì bene in mezzo per Dalla Valle. Traversa, ancora vicinissima a Montecchio al gol. Giuliani, mano di Luppi, sempre sfera montechiese, si riparte con i 45. In qualche modo Nahuel Calvo, però probabilmente sì, l'arbitro fischia qualcosa, c'è a terra un giocatore di Pico che è Santoro. Insomma, vediamo anche con l'aiuto del replay body check da parte di Giuliani, che poi aveva anche concluso a rete prendendo la traversa. Contatto durissimo, il 21, classe 2002. Santoro ha avuto l'arpeggio, si sta ancora riprendendo e allora Nahuel Calvo tira, riparte Pico con il solito Filippo De Tommaso, il 10, accompagnato all'uscita dal numero 5, si aiuta anche con la balaustra, la pallina in qualche modo per Patrinieri, fallo di squadra, numero 2 di Montecchio. Si dovrà ripartire da quel vertice lì dell'area con Santoro e Patrinieri. All'indietro per Giannotti, due stecche montechiesi su di lui, pressing alto dalla parte della formazione di Hinestar, riconquista la pallina, Nahuel Calvo
da solo con De Tommaso, d'esperienza al 10 con un pattino, chiama la pallina in linea avanti Paltrinieri, perde il tempo utile per il passaggio De Tommaso, ora Santoro, pressing altissimo, 3 giocatori di Montecchio in avanti, Zanini per la conclusione di Della Valle, non riceve la pallina, allora De Tommaso, bene per Paltrinieri, Pozzato controlla inerme lo svilupparsi di questa azione che però vede ancora i biancoverdi in avanti, la stecca di Franco Giuliani per quella di Davide Zanini, ora Nahuel Calvo, sempre Franco, 73, Andrea Della Valle, girano velocemente la pallina, sorta di torello, allora Franco Giuliani, la pallina viene intercettata da Andrea Della Valle che dolorante si avvicina al cancelletto, vediamo se uscirà, probabilmente sì. Dolore per Andrea, esce, entra Michele. Franco Giuliani, ora si riparte con il 5 che deraglia, sempre De Tommaso, non riesce a liberarsi dal pressing di Giuliani e Della Valle, recupera la pallina Montecchio, fa girare un po' d'aria sulla pista la formazione di Hinestar, allargando il gioco. Franco Giuliani, Nahuel, Davide Zanini, di pura accademia, Davide Zanini, pallina che finisce lì dietro la porta di Luppi. Il signor Chiminazzo alza 2 dita al cielo, sarà ingaggio. Giuliani e De Tommaso, alla meglio, manco a dirlo, e il 5. Nahuel Calvo, punta Paltrinieri, lascia a Della Valle, anche Santoro si becca una pallina lì sulla gamba. Duello tra il 44 e il 4, Franco Giuliani, Nahuel Calvo. Velocissimo il ragazzo di San Juan, pallina che rimane all'interno della pista. Davide Zanini. Se ne sono già andati i primi 5 del secondo tempo. E allora riparte Giannotti, lo segue Paltrinieri, botta che finisce alla sinistra di Pozzato. Nahuel, pallina troppo lunga, 2 su di lui, insomma il pericolo pubblico numero 1, Nahuel Calvo, che però riesce in qualche modo a passarla per Michele Della Valle, tiro stretto e raso terra, nessun pericolo per Luppi. De Tommaso a sportellate con Franco Giuliani, bene comunque questa azione di Peacock, conclusione un po' difficilotta per Giannotti, esce dalla pista Michele Della Valle, entra l'altro Della Valle che sembra essersi ripreso, Andrea, la pallina resta lì, ingaggio ora comandato dall'arbitro di Marostica. Nel frattempo vediamo anche cosa sta succedendo dalle altre parti con le formazioni che sono tutte rientrate in pista per il secondo tempo. Correggio 3-1 su Trissino, come Breganze su Valdagno. Nel frattempo sempre Seregno in avanti su Scandiano. La partita più in bilico tra le 4 che si stanno giocando in questo mercoledì, seconda di ritorno del campionato di A2. A riposo tiene De Bassano. Pallina resta lì in qualche modo, stecca e poi Santoro la allontana. Che Minazzo ferma il gioco e comanda un ingaggio. Abbiamo anche rivisto con il replay di Davide Meneghello l'azione. De Tommaso, fallo di squadra a carico di Montecchio, va a quota 3 falli la formazione di Martin Hinestar. Partita che in questo secondo tempo insomma, ha visto come da coppione Montecchio molto più pericoloso in avanti. Il fortino di Iannacci per il momento non cede, anche se appunto è
è sempre sotto di 2 gol. Pallina e servizio di Zanini troppo lungo per Franco Giuliani, sempre una diga lì davanti ad interrompere il passaggio filtrante da parte di Pico. Nahuel Calvo, Nahuel circonnaviga i pali di Luppi, bene il 22, non ha tutta questa fretta, riparte per Franco Giuliani. Allora Davide Zanini, su di lui De Tommaso, Andrea per Davide Zanini, ancora Andrea Dalla Valle. Si dispiace Andrea per non aver governato questa pallina come avrebbe voluto. Riparte Pico, De Tommaso, Paltrinieri in qualche modo, 2 su di lui, Franco Giuliani. Con l'aiuto di Dalla Valle, sfera Montechiese, Zanini all'insù, qui sotto, vicino alla nostra postazione per Nahuel Calvo, velocissimo il 22, bravissimo ad usare la stecca. Davide in avanti, Davide Zanini fino in fondo per Andrea Dalla Valle. Dietro per Franco Giuliani, vediamo se carica il tiro, lo fa, De Tommaso intercetta, riparte Pico, passaggio del 10 per il 21, pallina sempre di Pico, De Tommaso, resta lì la sfera, riparte Nahuel, sempre all'indietro Franco Giuliani, troppo comodamente, rifiata Franco Giuliani, ci pensa coach Iallacci a chiamare il primo time out di questo secondo tempo, quando stiamo per entrare sostanzialmente nell'ultimo quarto di gara, 16 minuti alla fine dell'incontro. Out, eccolo qui, il secondo suono arriva dopo i primi 45 secondi e certifica gli altri 15 di time out, quindi 60 secondi di interruzione tecnica, questa volta da parte di Iallacci. Abbiamo sentito Michele Crovadore che è in panchina qui a Montecchio, a dire ai suoi no contropiedi, quindi non vuole assolutamente contropiedi la panchina di Montecchio. Nel frattempo abbiamo visto una botta clamorosa da parte di Andrea Dalla Valle che si stampa sulla traversa, di nuovo Siberiani in pista, Luppi lascia per Paltrinieri, pallina che però resta in pista, fischia qualcosa il signor Chiminazzo. Di nuovo Paltrinieri per Pico, di nuovo Siberiani in pista, e allora in avanti Montecchio sempre comodamente sul 4-2. Attenzione però, gioco di stecca da parte di Nahuel che perde il contatto giusto, e allora riparte Giannotti per De Tommaso, sbaglia tanto di tanto così Franco Giuliani, guantone di Luppi che gli dice di no. Di nuovo a controllare Montecchio, sempre passaggi argentini, 6 consecutivi tra
Giuliani e Calvo. E allora Andrea Dalla Valle, buono il taglio di Davide Zanini. Riparte ora Vincenzo Siberiani, sono anche la sirena dei 45, però insomma aveva già perso la pallina. Davide Zanini, gioco con il sottogamba, riesce a mantenere il controllo della pallina, però questo passaggio troppo impreciso, non può far altro Franco Giuliani che spingere la pallina in avanti, dopo però che sono trascorsi i 5 secondi di gioco antisportivo, quindi si ripartirà con la sfera a tinte giallo-blu con il Pico. Anche qualche pillola storica nel Pico Mirandola, formazione che è la terza volta che sale in A2 dopo le finali appunto di Pico dello scorso anno al Palazzo Simoncelli. Tra le fila del Pico alla fine degli anni 80 giocò un discreto portiere argentino che si chiamava e si chiama tuttora Ruben Joffre, che ora si è casato a Montebello e fa l'allenatore delle giovanili. Se ci sta ascoltando, insomma, un salutone anche a Ruben. Franco Giuliani, pallina che finisce in cima lì, ritorna in pista però sopra la parte alta della porta di Luppi e quindi si ripartirà con un ingaggio da quel punto lì. Nahuel, due su di lui, Siberiani e De Tommaso, i più esperti contro uno dei più giovani. Guadagna anche un buon fallo di squadra Nahuel. Siberiani ha giocato anche in A2, ha giocato anche con il Simbolo Amatori Modena dall'anno scorso è al Pico. Eccolo qui, proprio il numero 6. Bene in avanti per Paltrinieri, sgomita con Franco Giuliani. Stecca alta, dice il signor Chiminazzo, si dovrà ripartire da quel punto lì con una rimessa bianco-verde. E allora Franco Giuliani, 13 minuti poco meno alla fine del match, sempre 4 Montecchio, sempre 2 Pico. Dalla Valle per Nahuel Calvo, combinano i due, miracolo di Luppi, alza e schiaccia da parte di Calvo, in qualche modo Andrea Dalla Valle segna il gol, il suo secondo gol, ma anche il quinto gol per Montecchio, e quindi la formazione di Inestar mette di nuovo 3 lunghezze tra lei e la formazione giallo-blu emiliana. 5-2, mancano 12 minuti e 38 secondi alla fine del match. Anche lo score disciplinare vede a ruoli invertiti un vantaggio di Montecchio, perché appunto sono solo 3 i falli di squadra per la formazione di Martin Inestar, mentre 7 sono le scorrettezze per Pico. Ora è il quarto fallo. Nel frattempo anche Correggio risponde idealmente a Montecchio con 5 gol su Trissino. Scandiano è riuscito a raddrizzarla con il Seregno, mentre Breganze in scioltezza 4-1 su Valdagno. Siberiani per Giannotti, in qualche modo Pozzato, pallina alta, tanto così dice il signor Chiminazzo, quindi si ripartirà con rimessa montechiese. Calvo dice da lì, esattamente. Giuliani, Nahuel per Davide Zanini. Franco Giuliani, ancora Calvo. Si muovono tantissimo i 4 di movimento, perdonate anche il gioco di parole, di Montecchio.
per cercare di bypassare la difesa di Pico, che in qualche modo riesce ora a recuperare la pallina, sempre col solito Filippo De Tommaso. De Tommaso, facile per Pozzato. In avanti Franco Giuliani come un treno, finisce a terra, riparte Pico in qualche modo, sempre De Tommaso. Ancora Davide Zanini. Nauel, tiro, mamma, che prende Andrea Dalla Valle con il dito sulla stecca. Pallina che ora è sempre nella disponibilità degli emiliani. Franco per Nauel. Ritmi sempre buoni lì davanti e Andrea Dalla Valle non riesce a cogliere il passaggio di Nauel, che ora ritorna sulla pallina, vuole dribblare tutti, anche il portiere Luppi, cade a terra Moschetti, fallo di squadra, attenzione, numero 6 per Montecchio in un amen. Montecchio ha quasi recuperato il gap con Pico per quanto riguarda i falli di squadra. Ora siamo a 7 per gli emiliani e 6 per i padroni di casa. Rientra Nicola Pozzo, esce Davide Zanini, sempre Franco Giuliani in pista, Siberiani con Giannotti, Paltrinieri e Moschetti. Eccolo qui, Giannotti, tiro sporcato da Andrea Dalla Valle che le sta prendendo tutte. Nauel Calvo, bene nel retroporta per Andrea. Sgasi in avanti il 73, ingaggia un duello con Paltrinieri, in no look per Franco Giuliani, velocemente per Nauel Calvo, blocco di Franco su Siberiani, su Moschetti, anche d'astuzia il 5 di San Juan. Nauel si rifugia lì in buca d'angolo, all'indietro per Nicola Pozzo. 16 secondi ancora per concludere l'azione. Eccolo lì anche Riccardo Tognazzo. È uscito Andrea Dalla Valle. 5 secondi ancora per il tiro. Ho visto una deviazione, però il signor Chiminazzo dice che la pallina ha viaggiato troppo alta e quindi Giannotti e Siberiani sulla sfera. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita con Montecchio che sta guidando il match per 5-2. Moschetti interrompe il tiro di Giannotti. Nauel Calvo, pallina che resta sempre lì, se la allunga in qualche modo il 4 ospite, però per nessuno, anzi per Franco Giuliani che recupera questa sfera. Con i 10 secondi comodamente se la porta in avanti, ancora Nicola Pozzo. Franco Giuliani, Franco prende questa volta Paltrinieri, gioco di sponda per Giannotti, in mezzo Moschetti. Nicola Pozzo però gli rende la vita particolarmente difficile, si aggiunge alla festa anche Franco Giuliani e la pallina viene bloccata lì da Riccardo Pozzato, ma Riccardo che è stato vittima insomma, di un brutto infortunio proprio ad inizio stagione. È stato sostituito in più partite da Carlo Sanson che difendeva proprio i pali di Montecchio in A2 l'anno scorso. Quest'anno Carlo si fa la B, ha dato una mano anche appunto nelle gare in cui non c'era Riccardo Pozzato come vice. Abbiamo visto di nuovo una traversa clamorosa colpita da Montecchio, questa è la seconda nel pallottoliere in questo secondo tempo, quindi sta legittimando pienamente la formazione di Martin Hinestar questa vittoria, anche se mai dire mai nell'hockey. 3 gol di vantaggio, ma mancano 8 minuti e 34 secondi, praticamente un'era geologica nell'hockey. Bene in mezzo Nauel, che si sta dimostrando non solo un proficuo giocatore in fase conclusiva, ma anche un intelligente assist man per i compagni. Nel frattempo si colora di verde per la seconda volta il totem da parte di Pico e anche noi ci fermiamo per 2 minuti.
Time out che finiscono i bonus da parte di Pico in questo secondo tempo, quindi a 8:26 esaurisce le soste tecniche coach Illaci e allora Riccardo Toniazzo, conclusione troppo larga. Allora Nahuel Calvo con l'argentino in avanti, abbiamo sentito anche il fischio della sirena, probabilmente non si era azzerata prima. Giannotti, bene per De Tommaso. Filippo in avanti, prova ad accendere la luce per Moschetti, sbroglia la matassa Nicola Pozzo, bene per Riccardo Toniazzo con stecca ad altezza viso da parte di Nahuel Calvo, quindi si dovrà ripartire con una rimessa mirandolese. Ripartiamo anche noi qui in diretta con Giannotti, tiro che arriva fino a Pozzato senza problemi. Toniazzo, Riccardo, pallina che viene allungata da Giannotti, combattono i due, sempre Toniazzo contro Giannotti, scambio di complimenti, Davide Zanini per Nahuel Calvo. Coach Inestar chiama la bomba da parte di uno dei suoi, vediamo se ci prova Pozzo, anzi no, Nahuel Calvo con facilità in avanti, Siberiani, altro passo quello del 22 argentino, ma 5 gol per lui in quel di Seregno 2 settimane fa. Anche tre gol la settimana prima all'area Canave contro il Roller di Bassano. Si è inceppato solamente a Correggio 7 giorni fa all'andata con il Pico e successivamente nella partita casalinga di Breganze, quindi in questo campionato di A2 solamente su 3 giornate delle 12 disputate Nahuel non è riuscito a segnare, media impressionante del ragazzo di San Juan. Toniazzo per appunto Nahuel Calvo. Riccardo che in questo campionato di A2 non ha ancora segnato, invece è stato abbastanza prolifico nelle altre competizioni in cui è stato abbastanza prolifico nelle altre competizioni. 3 gol per lui in Coppa Italia comunque di A2. Allora Riccardo, il 23, sporcato il tiro da Giannotti e De Tommaso che mi sembra di vedere non ha mai abbandonato la pista. Pallina che fuori esce, siamo proprio lì vicino anche il presidente Denis Toniazzo che va a recuperare la pallina che è passata proprio in mezzo a quella finestra di cemento che c'è appunto sotto gli spalti, quindi probabilmente è finita in segreteria. Eccola lì, è andato a recuperarla. Trovato l'oggetto, si ripartirà con una rimessa da parte di Montecchio, fa arretrare di una trentina di centimetri il punto di battuta il signor Chiminazzo. Toniazzo per Andrea Dalla Valle, tiro del 23, deviazione del 73, tripletta per Andrea Dalla Valle, Montecchio 6, Pico 2. Che poi anche per Andrea statistica interessante, con questo Andrea ha segnato 11 gol in 12 partite, quindi media sicuramente interessante per l'ex Breganze ed ex Sandrigo.
dentro Michele Dalla Valle, eccolo lì vicino all'altro Dalla Valle, Andrea, fresco di gol, sempre Michele, segno anche lui nel primo tempo, Nicola Pozzo, Toniazzo, ancora Riccardo per Michele, veloce, gira la pallina dalle parti di Montecchio con Michele Dalla Valle che non trova l'impatto per questione di centimetri, Siberiani spintonato e allora riparte Giannotti e il 4 in avanti, 3 stecche bianco-verdi su di lui, trova il pertugio giusto per Siberiani, ora Moschetti, altra attenzione con Giannotti che lascia partire un tiro incredibile, mette a 3 i gol per Pico. Prima ci eravamo fermati perché avevamo visto uno scontro di gioco tra Toniazzo e Siberiani sì, con il 23 insomma, che ha avuto qualcosa di cui lamentarsi con il direttore di gara. Continua anche adesso Riccardo, esce dalla pista, rientra Nahuel Calvo, Michele Dalla Valle, quindi si riporta sotto quando mancano 150 secondi alla fine della partita il Pico. Siberiani ci crede, Siberiani per Giannotti, ecco qui l'autore del gol, qualche deviazione, Moschetti in qualche modo su Pozzato che però difendeva bene il primo palo, Nahuel Calvo scivola, Siberiani contro Pozzo, allora Moschetti, De Tommaso, Nahuel Calvo, le 4 maglie giallo-blu molto vicine tra di esse, Nahuel Calvo, ancora il 22, fallo di squadra, probabilmente un blocco un po' troppo scorretto da parte di qualcuno di Montecchio. Abbiamo visto giocatori a terra, probabilmente è stato come un blocco un po' troppo duro da parte di qualcuno lì davanti, pallina che vola troppo alta, dice il signor Chiminazzo. Moschetti ci ha preso gusto, caricato per il suo gol mi correggo con Giannotti che appunto è al primo gol in campionato, ne ha segnati 2 con l'Under 19 nella partita vinta contro il Correggio B quest'anno. Moschetti, De Tommaso, Franco bollato Dalla Valle prima e dall'altro Dalla Valle poi, lì vicino al palo, eccolo lì, Siberiani. Bene Siberiani in mezzo, De Tommaso stanchissimo il 10, allora riparte il contropiede con l'uomo sbagliato per Pico che è Nahuel Calvo, che però per fortuna sua incespica, non trova la conclusione facile, velocissimo Nahuel Calvo. Siberiani sbaglia il passaggio, o meglio l'apertura all'area di Andrea Dalla Valle fa il resto, allora Andrea per Nahuel Calvo, insiste il 22, Michele Dalla Valle per Andrea Dalla Valle. Ultimi 180 secondi di gara qui al Pane Vaccari, Nahuel Calvo, Nahuel per portare in avanti ancora Montecchio, all'indietro Siberiani senza complimenti, Andrea Dalla Valle, Michele Dalla Valle, gira veloce la pallina, gioca ora con il cronometro, vediamo se la porta fino alla fine, e d'opportunismo Nahuel, e 1 e 2, alla terza riesce ad infilare la pallina sotto le gambe di Federico Luppi e porta a casa il suo gol numero 2 in questa partita. Sempre impressionante Nahuel Calvo in questo campionato di A2, solamente in 2 occasioni Nahuel ha segnato solamente
un gol ed è stato appunto al debutto contro il Correggio qui in casa e poi contro il Trissone nella partita persa al Paladante. Per il resto, nelle partite in cui è andato a segno ha sempre segnato più di un gol, quindi doppiette, triplette veramente numerose da parte del talento 22 Michele Della Valle. Insomma, 21 gol, attenzione Michele Della Valle, 21 gol per Nahuel in 12 partite, quindi veramente una media di 2 gol a partita, roba da fantascienza. Nahuel Calvo, dovremmo anche capirci qualcosa anche a livello di marcature generali con Nahuel Calvo che con è ancora Dalla Valle, poker per lui. Andrea Dalla Valle quando mancano 74 secondi alla fine, ora si allarga il punteggio, 8 per Montecchio, 3 per Pico. Si ritornava anche un po' con un focus su Nahuel Calvo che con i 2 gol di oggi sale a quota 21 reti e stacca, dopo vedremo anche gli altri, però Facu Posito e Pereira di Giustini Pereira di Matera, ovviamente Facu Posito di Breganze che avevano 19 gol, sempre tiri da una parte e dall'altra, doppietta anche per Posito, quindi salgono a quota 21 i 2 argentini, tutti e 2 di San Juan, uno ex Concepción, l'altro ex Studentilla, e allora Michele Dalla Valle è già iniziato l'ultimo giro di lancette, mancano 35 secondi alla fine del match, bene Moschetti per Giannotti, tenta il tiro, pallina troppo larga, la recupera Nicola Pozzo. E ora in accademia vediamo se spinge ancora il 9 per Nahuel Calvo su Luppi, bene per Michele Dalla Valle, tiro largo, e allora con questo possesso probabilmente finirà la partita. Allora di nuovo Montecchio di accademia, finisce l'incontro proprio ora con Montecchio che vince questa seconda giornata di ritorno contro il Pico per 8-3. Montecchio che consolida la sua posizione nei quartieri alti della classifica, sale a quota 20. Breganze grosso modo con i 3 punti che conquisterà a breve, insomma andrà a 34. Vediamo anche gli altri risultati con Scandiano e Salegno 1-1, Correggio 6-1 sul Trissino e poi Breganze 5-2 sul Valdagno. Scambio di saluti come prevede la liturgia conclusiva di questa partita. A me non resta altro che ringraziare qui in cabina di regia Davide Meneghello alla console e Carlo Della Valle alle riprese. E da Nicola Maragnin è tutto, ci diamo appuntamento tra qualche giorno con la partita che si svolgerà qui in casa al Palavaccari tra Montecchio Precalcino e Y Sport Valdagno il 1° di marzo, la settimana prossima, sabato prossimo. In realtà Montecchio andrà a trovare la capolista a Breganze per una gara veramente interessante. Buonasera.